Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Tutto Campo, spazio dedicato alla FIGC, delegazione di Agrigento. Prima di entrare a salutare gli ospiti che sono qui nei nostri studi, mi preme un po' fare i complimenti a chi anticipatamente ha vinto il proprio campionato. Facciamo gli auguri al Licata che ritorna in Serie D dopo alcuni anni. Scendendo di categoria, ecco che noi troviamo lo Sciacca, Unitas Sciacca, che ha vinto un campionato difficilissimo, ma quest'anno gli amici saccensi si ritroveranno in una categoria ben diversa. Scendendo ancora di categoria c'è l'Atletico Favara che ha vinto anche il suo campionato e quindi quest'anno la prima categoria sarà molto ma molto nutrita. Bene, allora ritorniamo qua in studio, vi presento i miei ospiti. Ospite fisso, perché non può essere altrimenti, Stefano Valenti, presidente della FIGC. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo l'arrivo di un amico di Licata, Gaetano Profumo, che è presidente dell'Atletico Licata, che attualmente si trova in vetta alla classifica in condominio con il Montallegro. Abbiamo Jack Giardina che allena la squadra del Canicattì Calcio a 5 e si trova in una posizione tale che può vincere il suo campionato e approdare nella categoria superiore. Gaziano, abbiamo Claudio Gaziano, anche lui è un tecnico, ecco, fa parte della società Angelo Cuffaro di Raffadali. E poi abbiamo un ragazzo, Antonino Analfino, che è un calciatore della squadra giovanissimi che si è aggiudicato il trofeo Coppa Primavera Under 15. Dico bene, va bene? Allora Stefano, il tempo trascorre, diciamo che oramai siamo quasi alla vigilia della fine di tutte le manifestazioni sportive inerenti alla FIGC di Agrigento. Però ancora ci sono parecchi tornei perché i vari campionati avranno un epilogo. Sì, come hai detto tu siamo quasi, diciamo, non in traguardo, ma siamo vicini. Infatti se vogliamo fare un po' un riepilogo della nostra situazione, abbiamo già terminato con il campionato Juniores e quindi volevo fare complimenti alla società FC Gattopardo che ha vinto quest'anno il titolo provinciale della categoria Juniores, andrà a fare la fase regionale e fare gli auguri a mister Milazzo che dopo 2 anni di vittoria con la società Canicattì adesso con la Gattopardo raggiunge il suo terzo obiettivo della vittoria del campionato. Come dicevamo siamo in una fase di arrivo di un po' di quasi tutti i campionati. Ieri abbiamo fatto la prima finale della Coppa Primavera perché come tu sai, come sanno gli amici, noi cerchiamo di, oltre ai titoli provinciali, Under 15 e Under 17, cerchiamo di dare altri stimoli alle società per evitare di finire prima, per evitare di completare un campionato ancora in una fase, diciamo, primaverile e abbiamo dato la possibilità di fare questa Coppa Primavera, l'Under 15, dove ieri si è fatta la prima finale e successivamente verrà fatta quella. Era una stagione monca. Ora, grazie a questi accorgimenti, ecco, i ragazzi si possono impegnare perché la stagione finisce sempre alla fine d'aprile, primi di maggio. Sì, Carmelo, hai detto bene, è una stagione monca, però con queste iniziative credo che diamo interesse ancora di più ai ragazzi, perché se ieri vedevi, forse con l'immagine, non so se ci saranno immagini, ma ieri una finale di Coppa Primavera con la categoria Under 15, lo stadio, la tribuna del campo dello stadio di Favara era abbastanza gremita. Significa che quando c'è una finale, come dico io, al di là della categoria, al di là della classifica, è sempre una finale e quindi tutti i ragazzi, tutti i calciatori della società vogliono vincere perché è un titolo che acquisiscono a tutti gli effetti. E poi tra l'altro sugli spalti non ci stanno soltanto i genitori e amici, ma ci stanno anche degli osservatori. Sicuramente sì. Quelli sono immancabili in tribuna. Bene, Gaetano Profumo è un vecchio presidente, ma mi ricordo perché oramai ci conosciamo da alcuni anni, è stato anche allenatore dell'Atletico Licata. Ecco, si passa da una fase, diciamo, tecnica a una fase più organizzativa, però i frutti si vedono perché avete messo un allenatore
Alberto Di Cata, signor allenatore Alberto Di Cata, Alberto Di Cata, che tra l'altro noi conosciamo perché qui ad Agrigento è venuto ad allenare le seconde squadre, diciamo, della città. Poi non solo, Alberto Di Cata è collaborato dal capitano Fabrizio Grillo, che ha le doppie vesti. Un altro grosso nome dei tempi andati. Fa il giocatore e anche il tecnico, collaborano insieme e quindi i frutti si vedono di questa gestione. Noi, se facciamo l'esempio come l'anno scorso, siamo arrivati penultimi, quest'anno abbiamo creato un gruppo di ragazzi, ecco, è un misto di ragazzi tra giovani e qualcuno che ha un po' più esperienza. Ma poi tra l'altro calciatore come Fabrizio Grillo scende ancora in campo molto motivato, tra l'altro con la sua esperienza, ecco, riesce a trasmetterla anche ai ragazzi più giovani. Trasmette esperienza, trasmette sicurezza, tranquillità. Vi posso assicurare che non è una frase fatta, ma è il primo a venire agli allenamenti e l'ultimo ad andare via. E a questi livelli è veramente un professionista. Poi l'impegno l'ha preso a 360 gradi. Ripeto, noi abbiamo allestito questa squadra, il gruppo ormai è, diciamo, lo zoccolo duro è ormai storico. Abbiamo aggiunto qualche altro ragazzo nuovo che è venuto quest'anno. Quello che voglio precisare è che i nostri ragazzi non sono minimamente pagati, cioè non hanno niente, nemmeno il rimborso spese, anzi qualche volta se c'è qualche problemino mettono pure la mano in tasca e ci aiutano. Questo è l'effetto dell'entusiasmo che c'è per ora all'Icata. Ma anche negli altri anni è stato così, cioè noi abbiamo una società, siamo partiti a livello amatoriale, continuiamo a farlo a livello amatoriale, anche come gruppo dirigente siamo un gruppo di amici. Poi l'entusiasmo che ci ha trascinato anche il Licata Calcio quest'anno è stato veramente, cioè il Licata è stato da traino anche per è stimolante. È stato sempre così in ogni parte della provincia. Jack, allora questo calcio a 5 mi sembra che comincia un po' a decollare, anche a Canicattì, una squadra che si sta comportando abbastanza bene, siete secondi in classifica e avete lo scontro diretto ancora da giocare. Sì, quest'anno stiamo facendo una stagione straordinaria, abbiamo iniziato veramente un po' stentando, però poi dal girone di ritorno stiamo andando a gonfie vele, abbiamo fatto 11 vittorie consecutive, abbiamo ridotto il gap con la prima in classifica che era di 8 punti, adesso siamo solamente a 2 punti a 3 giornate dalla fine, considerando il fatto che proprio l'ultima in casa fra 2 settimane verrà la capolista, quindi se arriviamo così, superiamo lo scoglio di sabato prossimo a Castelvetrano e arriviamo così a 2 punti, diciamo che veramente questa partita diventerà importante perché potremmo fare il sorpasso. Come Licata anche Canicattì sta vivendo un momento felice, perché il Canicattì, parliamo di calcio a 11, trascina anche le altre discipline, anche se non è un calcio a 11 ma un calcio a 5, trascina anche questo. Sì, devo dire che in città c'è molto entusiasmo quest'anno perché appunto diciamo il Canicattì Calcio ha fatto anche loro hanno fatto una stagione straordinaria insieme al Licata, magari per certi versi poi il Canicattì si è dedicato anche alla Coppa arrivando proprio a un passo dalla semifinale e quindi diciamo in città sia noi che abbiamo avuto questi risultati sia il Canicattì, un po' i tifosi veramente quest'anno sono stati, diciamo, hanno vissuto un'annata buona. Fatto che noi per esempio che siamo del calcio a 5 andiamo a vedere le partite del Canicattì Calcio a Ravanusa e quando giochiamo noi vediamo in tribuna tutti i giocatori del calcio a 11 che vengono a sostenere noi, quindi diciamo c'è stata quest'anno veramente una sinergia a livello sportivo e Canicattì diciamo che è stata protagonista quest'anno nello sport. Bene Jack, poi approfondiremo anche i tuoi rapporti con la FIGC. Claudio lo conosco da moltissimi anni, quindi con Claudio abbiamo diviso tante trasmissioni parlando sempre del calcio giovanile, delle scuole calcio e tu ancora sei sempre fermo su quell'idea di dedicarti al calcio giovanile del tuo paese, Raffadale, con l'Angelo Cuffaro. Indubbiamente, è da molti anni ormai che sono presente a livello giovanile, sono una ventina di anni all'incirca e ho sempre operato nel calcio giovanile e quindi
questo mi ha dato la possibilità di far parte anche dell'Angelo Cuffaro, che è nato con l'obiettivo soltanto di valorizzare i ragazzi locali e mettere in risalto tutti i giovani che potevano venire fuori dal territorio. Siamo una società che ha fatto fino adesso calcio giovanile, con la federazione abbiamo partecipato a tutti i campionati che ci sono stati con la federazione. Quest'anno, su invito del sindaco di Raffadali stesso, abbiamo fatto una prima categoria, sempre all'Angelo Cuffaro, con ragazzi locali e, come diceva il presidente Profumo, non hanno il rimborso speso, lo diamo però. Ma possiamo dire che quei ragazzi che stanno giocando in prima squadra sono tutti i vecchi bambini, i bambini di una volta. Infatti, ecco, questo che hai cresciuto tu. Poco fa parlavamo proprio di questo con te, sono ragazzi che venivano in trasmissione quando erano bambini e adesso si ritrovano a giocare in prima squadra, in prima categoria, si stanno divertendo, abbiamo creato entusiasmo, abbiamo creato un gruppo di ragazzi che si gioca, si diverte e ha portato di nuovo il calcio a Raffadali, cosa che era andato via con il fallimento della società Raffadali. Ed è la città di Raffadali, vogliamo ricordarlo, c'ha 2 squadre in prima categoria. Sì. Uno che si chiama Atletico Aragona, mi sembra, Atletico Aragona, sì. Però sono raffadalesi al 100%, almeno il presidente di Raffadale, sì. È di Raffadale, sì. E poi c'è l'Angelo Cuffaro che è allenato da Gaetano Longo, quindi diciamo che è una base per proiettarsi poi verso il futuro. L'Angelo Cuffaro, anche per completare il discorso Angelo Cuffaro, che sicuramente andrà a disputare i playoff e promozione e vedremo un po' come andrà a finire. Speriamo bene. Qui c'è un ragazzo, ecco, lui gioca con la squadra del Raffadale, si chiama Antonino Analfino, è un under 15. Spiegaci per quale motivo c'è quella coppa, che cos'è questa coppa? Questa coppa l'abbiamo vinta grazie alla mia doppietta e grazie anche alla squadra. Questa Coppa Primavera. Allora, ci sono delle immagini pure, ecco, io desidero informare la regia di mandare in onda, ecco, le immagini mentre commentiamo anche con Claudio. È stata una partita molto combattuta, ecco qua le immagini di Tonino Butera, la partita era Angelo Cuffaro Virtus Favara. Ecco, la partita è terminata 2-1. Vuoi commentare cosa succede? Sì, qua para il rigore il nostro portiere. Calcio di rigore? Un calcio di rigore, una bella parata. E basta. Com'è stata questa partita, Claudio? Ma è stata una partita combattuta, questo è per dire il livello che c'è nell'Under 15 provinciale. E come diceva poco fa il presidente Valenti, dico, in questa maniera con la terza edizione della Coppa Primavera si evita di finire un campionato che può sembrare monco arrivato a un certo punto, perché certo, finendo la stagione regolare le squadre che non partecipano ai playoff sono squadre che rimangono fuori, diciamo, e si fermano a fine marzo, mentre in questa maniera il presidente ci ha dato la possibilità, ha dato a tutte le società la possibilità di partecipare a queste iniziative che sono bellissime, perché portano i ragazzi a continuare ad allenarsi, a continuare a giocare per qualcosa, per un obiettivo, certo, perché è sempre quello il problema. Noi questa volta abbiamo partecipato alla Coppa Primavera, l'abbiamo vinta, meno male, abbiamo dato questa piccola soddisfazione ai ragazzi e alla società stessa. Una partita combattuta, come dicevo poco fa, grazie alla doppietta di Analfino l'abbiamo portata a casa. Partita con i ragazzi della Virtus Favara, che è stata una partita correttissima, rispettando le regole, rispettando l'arbitro. Vi dico che non c'è stata, ci sono state solo questa è la coppa che abbiamo qua in studio, no? Sì, questa è la coppa che abbiamo qua in studio. Ragazzi allenati da mister Didato, voglio dire, sì, perché in merito diamo a Cesare quel che è di Cesare. Diciamo che stiamo crescendo come società, stiamo crescendo a livello di settore giovanile, stiamo crescendo perché questi ragazzi avranno un obiettivo a cui puntare, è quello di vestire la maglia della prima squadra dell'Angelo Cuffaro, che per adesso si trova in prima categoria, ma speriamo in futuro di, certo, portarla verso altri orizzonti, ecco.
Bene Stefano, diciamo che questa coda importante di questo campionato ha dato i suoi primi frutti. Tra l'altro mi sembra che il giudizio è abbastanza positivo da parte di tutta la società. Sì, io credo che il compito nostro come dirigenti federali sia quello di trovare soluzioni affinché i ragazzi possano continuare a giocare e finire il più tardi possibile. Su questa idea noi sperimentiamo delle iniziative di volta in volta, iniziative che magari sono anche di stimolo per le altre nostre delegazioni e che sicuramente sono iniziative approvate dal Presidente Lopresti, che ci dà sistematicamente l'ok per poter andare avanti. A conclusione ancora di questa Coppa, mentre domenica ci sarà il ritorno delle fasi delle semifinali per la vincente del campionato Under 15, del campionato provinciale, noi stiamo proponendo, ecco, per continuare questa attività, ancora un torneo amatoriale di calcio 5 Under 15. Praticamente adesso loro finiscono di giocare con questa Coppa, e invece di rimanere fermi a aprile e maggio, abbiamo chiesto al nostro Presidente regionale di poterci autorizzare a fare un torneo di calcio 5 amatoriale, e con questa iniziativa vogliamo anche mettere assieme un memorial per il nostro caro Totò Contino, che nel ricordarlo nel miglior modo possibile nostro, quello che noi vogliamo che sia ricordato è in un torneo di calcio a 5, quindi un torneo che partirà ora fra qualche settimana e spero si concluda entro fine maggio, in maniera tale di dare continuità a questi ragazzi. Sono iniziative che la nostra delegazione porta avanti sempre nel rispetto delle regole, e come ha detto Claudio, per noi è una cosa importante vedere una partita di giovanissimi, di adulti, dove per noi lo scopo è importante che non ci siano atti di violenza, che sia una partita di calcio a tutti gli effetti e che non sia evidenziata con atti di violenza che poi guastano un po' tutto l'ambiente. A proposito di atti di violenza, ecco, da alcune settimane c'è Comportati Bene che ti porti a casa un pallone. Ecco, in parole povere praticamente la squadra o le squadre che non subiscono alcuna ammonizione durante la partita, ecco, ricevono in omaggio dalla delegazione di Agrigento un pallone di cuoio. Stefano. Sì, diciamo che è un'iniziativa che è una cosa simpatica. È venuta in mente diciamo, ormai al campionato inoltrato. Psicologicamente colpisce comunque. Io credo che sia... Perché non è il fatto di ricevere tanto il pallone, però è semplice il fatto che dici la FIGC, la delegazione, attenziona anche a queste cose. Vedi, noi abbiamo sempre attenzionato questo problema, perché l'amico mio qua Gaetano si ricorderà che sicuramente nei primi anni in cui ci siamo... Ha vinto il pallone lui? no, ancora no. È stato uno che ha vinto il premio Fair Play, ma ancora il pallone non l'ha vinto. Ancora no. Però al di là di tutto, della battuta, credo che sia una delle iniziative che la nostra delegazione porta avanti, perché sulla violenza, sul contrastare queste non rispetto alla regola, credo che da parte nostra ci sia molta attenzione, e l'abbiamo dimostrato con delle riunioni fatte tra società, dirigenti società e arbitro, l'abbiamo dimostrato la nostra voglia di stare vicino anche alla società nel far capire le nostre linee guida, andando non a vedere le partite, non solo a vedere le partite domenicalmente, ma a andare a fare visita alle società il giovedì durante gli allenamenti, per poter essere vicino, per poter dialogare, per far capire alla società che da parte nostra c'è grandissima volontà. In ultima questa iniziativa, un pallone per educare, che diciamo è stata approvata anche dal nostro Presidente regionale, cui le nostre iniziative passano sempre attraverso il Comitato regionale. Simbolicamente andiamo ad assegnare un pallone alla società che non va incontro a nessun provvedimento disciplinare. Significa che la società che adotterà un comportamento diciamo idoneo a quello delle nostre linee guida riceverà questo regalo, che poi alla fine è un pallone, ma sicuramente è anche uno stimolo, non solo per la società che va a ricevere un pallone per aver assunto un comportamento corretto nell'arco della partita, ma sicuramente noi pubblichiamo nella nostra pagina Facebook FIGC Agrigento, ogni fine settimana pubblichiamo la classifica delle società che vincono il pallone, e
di tutte le società diciamo della giornata, quindi magari avremo la speranza che chi vince un pallone sarà contento e avremo la speranza magari che la società che si trova ultima in classifica possa riflettere e dire ma come mai io sono la società diciamo più cattiva di questo girone, e quindi potrà essere di stimolo anche per seguirci in questo gioco che per noi rimane sempre un gioco. Io direi a questo punto, prima di continuare a parlare con i nostri ospiti, durante questa partita Angelo Cuffaro Virtus Favara, ecco, poi c'è stata la premiazione, giusto, la Coppa, ed era presente Santino Lopresti. Ecco, inviterei la regia di mandare in onda questa intervista che è stata fatta da Tonino Butera. Può andare all'intervista. Favara, al finale della Coppa Primavera dei Giovanissimi, una bella partita, la federazione è sempre presente. Sì, un dovere, diciamo, in tante province abbiamo sperimentato ormai da diversi anni, questa è la terza edizione, qui a Favara abbiamo sperimentato che i campionati giovanili che finiscono poi entro marzo, ecco, dare un proseguo, un ulteriore proseguo in modo da poter fare più partite a questi ragazzi. Io penso che qui ad Agrigento poi ci sono una serie di iniziative, questa iniziativa proprio nasceva con una proposta di Agrigento, così come anche nel campionato LND, quello della terza categoria, di fare diciamo un premio per le squadre che non aspirano più alle promozioni in seconda categoria. Bene, questo è importante perché quando si gioca i ragazzi stanno insieme e, come dire, si socializza. E quindi tutte queste iniziative troveranno sempre il mio sostegno. Una bella iniziativa apprezzata da un pubblico delle grandi occasioni per una partita giovanile. E deve essere sempre così, le finali poi sono i genitori che si coinvolgono, i parenti, gli amici, i ragazzi, e quindi questo avviene sempre. Poi questa struttura Favara è un po' una struttura centrale che si presta e quindi, come dire, è giusto che ci sia così, ma ho visto però molto fair play sia in campo, ma l'ho visto anche sulle tribune. Questa non è una cosa scontata perché quello che leggiamo da Milano ad Agrigento è che talvolta, come dire, sia in campo per quanto riguarda questi giovani e sia sulle tribune, ecco, questo non avviene cose contrarie, quindi che non vorremmo vedere. Io penso che noi che siamo adulti, ecco, quindi mi rivolgo ai genitori, dobbiamo dirlo e farlo sentire ai nostri ragazzi che siamo adulti. Adulto è un punto di riferimento e i punti di riferimento non possono mai essere negativi, ma sono, come dire, punti di ancoraggio e quindi devono essere punti positivi, e io mi auguro quello che è avvenuto ad Agrigento che possa avvenire in tutti i campi d'Italia. Gaetano, sono di quelle manifestazioni che fanno bene al calcio. Tra l'altro la FIGC si sta muovendo e sta partendo proprio dalla base della base, cioè dalla fase anche scolastica. Poi magari affronteremo anche questo discorso perché è importante divulgare lo sport, in particolare il calcio, anche a quei livelli. Allora, ritornando invece al tuo Atletico Licata, tu hai iniziato quanti anni fa, Gaetano? Questo è il quinto anno che partecipiamo al campionato federale. E questa è la prima volta che la squadra è vicina a in queste posizioni, a vincere qualche cosa di importante. Ecco, dalla tua esperienza, lasciamo perdere il passato ma guardiamo il presente, ecco, un giudizio sugli arbitri, cioè di questi poveri ragazzi che si trovano a dirigere un incontro con 22 calciatori in campo e da solo deve prendere delle decisioni molto importanti. Certo. Solo 22, anche 30, anche 35, tra la panchina, quello che ci sono. Qualcuno in tribuna, qualcuno... Ecco, mi sembra che dal punto di vista qualitativo è migliorato qualcosa, no? Sì, quest'anno almeno, ripeto, io parlo sempre della mia esperienza personale, quest'anno abbiamo incontrato degli arbitri veramente all'altezza della situazione. Nella penultima partita che abbiamo giocato in casa ci ha arbitrato una ragazzina di 16 anni, se non ricordo. La stessa che era esordiente. Sì, infatti, tra l'altro una femmina, quindi già. Ma ha arbitrato con un piglio di un veterano, autorità, sì, cioè già si vede che sono preparati i ragazzi, è diverso rispetto ad altri tempi, magari quando l'arbitro arrivava in campo
e magari voleva fare il protagonista. Oggi si vede che sono più, cioè non esiste istruiti, più. Una volta si diceva che c'era l'arbitro casalingo. Sì, esatto. Ora mi sembra che ci sia molta imparzialità. Ripeto sempre nella nostra esperienza, in particolar modo quest'anno abbiamo trovato ottimi arbitri veramente. L'ultimo questo che abbiamo giocato sabato, il derby con l'altra squadra delicata, il Città Delicata, che saluto gli amici del Città Delicata. Ecco, dobbiamo parlare anche di questa partita. C'è stato l'arbitro che veramente ha tenuto in pugno la situazione in modo egregio. Che partita è stata questa con i vostri cugini? È stata una partita abbastanza maschia, dico. Agonisticamente non poteva essere altrimenti comunque. Non poteva essere altrimenti, però un po' di eccesso c'è stato da parte di tutte e due le squadre, ripeto. La sentivano? I ragazzi si conoscono tutti, addirittura ci sono ragazzi che poi il sabato sera escono insieme a divertirsi, quindi. Però in campo hanno dimostrato che la rivalità c'è, che in campo nessuno vuole perdere, e quindi ripeto, c'è stata magari qualche cosa un po' esagerata nell'agonismo, però alla fine è stata una bella partita. Una sana rivalità. Rivalità, sì, esatto. Noi abbiamo fatto la nostra partita, ripeto, quest'anno noi abbiamo qualcosa in più che ci dà il capitano Grillo. Infatti c'è stato alla fine del primo tempo, ho fatto un discorsino ai ragazzi, e il secondo tempo è stato tutta un'altra cosa. Quindi si sono calmate le acque. Esatto, si sono calmate le acque. Allora Jackie, i tuoi rapporti con la FIGC, ecco, tu sei stato chiamato in causa, no? Grazie alla tua esperienza. Sì, diciamo che io, al di là del fatto che faccio l'allenatore nella mia società, però diciamo che mi sento coinvolto tantissimo con la FIGC, sia grazie al Presidente Stefano diciamo in provincia, ma anche a livello regionale, perché faccio parte della Commissione regionale studi e oltre alla Commissione regionale e alla Commissione provinciale. Nonché anche quest'anno Stefano mi ha dato un prestigioso incarico, quello di fare l'allenatore della rappresentativa di Agrigento, e quindi per me, oltre a essere insomma, qualcosa di bello, ma anche perché così facendo diciamo, il nostro obiettivo è quello di fare un po' di propaganda e far crescere ancora di più il movimento in provincia di Agrigento. Tu vedi che c'è qualche movimento positivo? Sì, si ci avvicina a questo diciamo che adesso grazie ai social, grazie ai media, insomma, grazie anche ai risultati delle squadre, perché quest'anno abbiamo 5 squadre in Serie C2, ne abbiamo 3-4 in Serie D, abbiamo l'Agegas Futsal che è in Serie B, e diciamo che tra l'altro faccio anche i complimenti a tutta la società, al Presidente Paradisi, per la salvezza anticipata, perché hanno fatto hanno conquistato la salvezza anticipata, e non è facile un campionato nazionale. Complimenti anche a Mister Castiglione, quindi diciamo che c'è un movimento in crescita, quindi diciamo che per me è importante continuare, fare in modo insomma, che anche con questa iniziativa che adesso poco fa il Presidente diceva, di coinvolgere le squadre di calcio a 11 con i giovanissimi allevi e fare un torneo di calcio a 5, significa che poi magari un giocatore, nel momento in cui finisce diciamo, l'età per poter, sì, dopo che, perché poi si riversa può decidere se andare a continuare in calcio a 11 oppure fare anche calcio a 5. E calcio a 5 che poi d'estate diventa sorciere a 5, no Stefano? Perché la FIGC questa è, cioè praticamente si inizia in una certa maniera, poi si arriva all'estate e bisogna adattarsi alla stagione estiva, e c'è il... Certo, paradossalmente in questo momento diciamo che il calcio a 5 è lo sport più diffuso, perché diciamo che adesso basta che 10 amici si incontrano la sera e affittano il campetto e si divertono, mentre fare una partita di calcio a 11 insomma ritrovarsi in 22 adesso è un po' più difficile. Fare il selezionatore è una cosa difficile? Sì, nelle tue condizioni. Impegnativo, perché diciamo che considerato il fatto che non ci siano tante squadre, quindi diciamo che ti devi impegnare tantissimo, perché in quelle poche squadre che ci sono, e tra l'altro non tutte fanno il settore giovanile, nelle rappresentative purtroppo ci sono degli obblighi che vanno di età, quindi non è facile proprio andare lì a trovare questi ragazzi, però quest'anno alla fine abbiamo fatto un'ottima squadra, abbiamo partecipato a questo torneo che è Memory Patti, ci siamo confrontati con altre realtà molto più grandi di noi,
e abbiamo ben figurato, quindi è un buon auspicio anche per i prossimi anni. L'Angelo Cuffaro invece come è strutturato? Cioè, oltre alla squadra giovanissima c'era gli allievi? Abbiamo tutto il settore giovanile. Tutto, completamente. Sì, partendo dai si arriva anche, diciamo, amici, ai piccoli no, soprattutto abbiamo il settore giovanile scolastico, perché noi siamo partiti come società con la buonanima di Pietro Delfino, che voglio qui che noi ricordiamo affettuosamente. E con Pietro Delfino siamo partiti proprio con l'intenzione di fare tutto il settore giovanile scolastico. Infatti abbiamo iscritto quest'anno e negli anni passati tutte le squadre di settore giovanile. Quest'anno purtroppo non abbiamo potuto fare gli allievi, però gli allievi che erano presenti l'anno scorso adesso sono impegnati tutti con la prima squadra. E per questo dico, per noi è sempre motivo d'orgoglio, perché portare i ragazzini che crescono nel nostro settore giovanile e portarli a giocare in prima squadra è qualcosa di importante. Qualcuno dei vostri ragazzi già ha preso il volo? Ma ancora no, perché dico siamo una società giovane. Che da 4 anni che agisce. Però Raffatalesi Brosano, che gioca nelle squadre del Serie D, sì, ne conosciamo, no? Sì, cioè, Giuseppe Gambino, penso che sia uno dei tanti che gioca in giro per la Sicilia e per l'Italia, perché poi c'è anche Botticè che gioca fuori regione, perché o per motivi di lavoro o per altro, o per studio, poi i ragazzi smettono di giocare, e questa è una cosa importante, noi li togliamo dalla strada, li mettiamo in mezzo a un campo di calcio, più che altro la nostra è stata una funzione sociale fino adesso ed è stato molto positivo, perché noi abbiamo all'incirca 150 bambini all'interno della nostra struttura, che è articolata con vari tecnici che operano nella nostra società, una struttura che va, come dicevo poco fa, dai piccoli amici, che è la categoria più piccola che esiste per la federazione, fino ad arrivare alla prima squadra, che quest'anno, dove giocano molti ragazzi locali, come dicevamo poco fa, che vengono dal settore giovanile precedente o del Raffadali, che adesso non c'è più, oppure di altre società che erano presenti all'interno del nostro territorio. Antonino, tu che fai, studi? Sì, studio. Anche tu, vedi nel calcio come una futura attività oppure ti stai divertendo? No, come una futura attività. Senza mezzi termini. Quindi ti devi dare tu sei di Agrigento, non sei di Raffadale. Sì. Ecco, signore, qui c'è un calciatore che gioca all'estero, Raffaele, no? Cerchiamo di recuperarlo. Per noi è un extracomunitario. È un extracomunitario, quindi. Stefano, parliamo un attimino del discorso scolastico, perché è una cosa molto interessante. Tra l'altro ultimamente ci sono stati anche dei corsi che hanno impegnato diversi docenti che hanno accettato questa novità e sono sempre presenti ai vari seminari che si sono tenuti. Sì, Carmelo, la nostra attività non è solo quella di organizzare i campionati, fare le partite, abbiamo completato. La nostra attività è quella di cercare di coinvolgere quante più persone a praticare attività sportiva, ma tra l'altro la nostra attività è anche quella di formare i tecnici, così come abbiamo fatto con l'ultimo corso che si è svolto ad Agrigento, quando abbiamo formato 32 ragazzi che hanno superato la qualifica, hanno preso la qualifica dell'allenatore di UEFAC, cioè significa possono allenare tutte le settori giovanili dalla terza categoria alla Serie A. E tra l'altro andiamo pure nelle scuole, grazie ai nostri tecnici scolastici, in cui abbiamo per l'attività scolastica il posto di Puccio, che doveva essere oggi qua, però per via dell'influenza sarà per la prossima volta. È rimasto a casa, e per quanto riguarda l'attività di base il professore Valenti, che si occupa delle scuole di calcio, che sono 2 tecnici formati dalla federazione e dal settore giovanile, i quali hanno, sono portati a sviluppare nella scuola l'attività scolastica, sia nella formazione delle maestre, e ogni volta che noi facciamo corsi per aggiornamento per maestre ti dico che è un piacere vedere tante maestre inizialmente titubanti, e poi sono attente, e poi si appassionano. Si appassionano perché capiscono che quelle poche lezioni che i nostri tecnici vanno a fare
sono per loro di stimolo per poterli trasmettere ai bambini della scuola primaria. E l'ultimo corso abbiamo fatto a Portenbere, dove ci sono stati almeno 40 docenti tra scuola primaria e scuola dell'infanzia che hanno partecipato, e tra l'altro abbiamo anche il nostro obiettivo è anche quello di entrare nelle scuole con i campionati studenteschi per quanto riguarda sia la categoria allievi che la categoria giovanissimi. Però quello che io ci tengo a precisare ancora, così come la terza categoria, quando parliamo con il mio presidente Lopesti, è la base della Lega Nazionale Dilettanti, perché dalla terza categoria praticamente più società ci sono, più larga è la base, più società abbiamo in seconda, in prima, eccetera. L'attività di base invece è la base per quanto riguarda il settore giovanile. Noi diamo tanta importanza a questa attività di base, e infatti devo dire che abbiamo iniziato già la settimana scorsa la fase primaverile dei tornei dell'attività di base, partendo dai, come dice l'amico Claudio, dai piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, sia a 5 sia a 9, e 6 pulcini a 5 a 7. Siamo partiti con la fase primaverile, dove in questa fase cerchiamo di far giocare tutti i bambini, perché i bambini devono giocare, devono confrontarsi, non devono essere assellati per quanto riguarda la vittoria finale, perché noi non proponiamo i genitori fuori. Noi vogliamo anche essere di stimolo nei genitori nel far capire che il proprio bambino deve fare attività motoria, così come i bambini vanno a scuola per imparare e poi man mano chi va avanti, chi va a fare, continua gli studi, che va a fare il medico, va a laurearsi in medicina, chi si laurea in economia e commercio, chi invece si ferma va a fare il meccanico o un'altra attività, così anche il gioco del calcio è così, tutti devono fare attività motoria, poi man mano che i bambini crescono, chi avrà le capacità per poter andare avanti andrà a giocare in società professioniste, chi avrà meno possibilità andrà a giocare nelle nostre società della nostra provincia, chi invece non avrà le possibilità tecniche, però possibilmente potrà essere un bravo tifoso. Quindi possiamo anche attraverso questa metodica far capire che non giocando a calcio si può anche osservare una partita ed avere dei tifosi educati. Gaetano, chi lo vince questo campionato? Atletico Lecata, Montallegro, Eraclea, Minoa. C'è in gioco anche il Città di Ribera, perché parteciperà quasi sicuramente. È un botta e vago per quanto riguarda la prima posizione, perché già sono 8 punti di distacco tra noi il Montallegro e il Città di Ribera. Cioè mancano 5 partite. Mancano 5 partite per ancora. Poi ci sono gli scontri diretti che saranno decisivi, secondo me. In testa si vince sempre. Sì, non molla nessuno. Eppure verranno gli scontri diretti. Ora ci sono degli scontri diretti, sì. Ad esempio noi abbiamo in casa l'Eraclea e fuori il Città di Ribera, il Montallegro invece deve andare domenica a Licata contro il Città di Licata, poi deve andare ad Eraclea e deve giocare pure con il Città di Ribera. Quindi è un incrocio di partite che diranno, diciamo, la verità di chi tocca salire direttamente. Questo è per il secondo o il terzo anno consecutivo che sino all'ultima giornata c'è grande attesa, è vero Stefano? Sì. Ma come funzionano i playoff in questo caso? Cambiamo, la prima sale praticamente, quindi va direttamente in seconda categoria, poi la seconda che fa i playoff, cioè quindi significa dalla seconda classificata alla quinta, se non ci sono differenze di 10 punti, attualmente ci sono tra la seconda e la quindi quinta. La quinta che potrebbe essere il socio potrebbe anche essere tagliata fuori, però ancora ci sono 5 partite, non sappiamo quello che può succedere, quindi la seconda che vincente che viene fuori dai playoff andrà a fare pure la seconda categoria. Ma noi anche per la terza categoria abbiamo messo la Coppa Città dei Templi, perché le società che non rientrano ad entrare nella fase dei playoff, le 4 società che sono sotto andranno a fare la Coppa Città dei Templi. Contestualmente alla fase dei playoff ci saranno le altre società che mireranno a un altro. Ricordare che in terza categoria non esistono retrocessioni, quindi è giusto che le ultime 4 squadre continuino. Le ultime 4 squadre diciamo vicine attaccate alla società che andranno a fare playoff, in maniera tale che già così noi interessiamo circa metà squadre del nostro girone essere
attive, e continuare anche la società che può non arrivare ai playoff, però può continuare a sperare di poter arrivare a partecipare a questa Coppa, che è sempre, come ho detto e come dico sempre, quando si tratta di vincere un titolo, al di là è sempre stimolante, è una cosa bella, è una cosa importante. Quindi anche questa Coppa Città dei Templi è una iniziativa che parte quest'anno come la prima edizione, e spero che possa divulgarsi anche nelle altre nostre delegazioni. Diventa poi una consuetudine. Sì. Invece parliamo un attimino dei vostri giocatori. Chi è il bomber dell'Atletico Licata attualmente? In questo momento il nostro bomber è Fabio Gallea, che ha segnato, mi sembra, una doppietta sabato scorso. Sì, sabato scorso ha fatto la doppietta, la domenica precedente aveva fatto una tripletta. Insomma, negli ultimi periodi si è risvegliato. È un ragazzo, scusami. Sì, un ragazzo, è un trentenne ora. Un trentenne. Sì, però ha giocato pure a livelli di prima categoria, promozione, questi tornei. Quindi, sono di quei ragazzi sono sempre ragazzi, attenzione, non vorrei sbagliare, sono dei ragazzi che hanno fatto esperienze in categorie superiori, e che continuano sempre a divertirsi per motivi di lavoro e per altro, e allora dice, io voglio continuare a giocare perché mi diverto e vado a giocare anche in terza categoria. E lo fanno senza problemi. Posso fare un esempio, che c'erano 2 o 3 ragazzi nostri che erano andati in altre società, non faccio i nomi, di categorie superiori, e sono ritornati. Forse perché la categoria superiore attira, o forse perché credevano, ma siccome in questo momento i soldi non ne girano, quindi i ragazzi a novembre a dicembre sono già gioco per la squadra della mia città, niente per niente giocano nella squadra della mia città, è chiaro, anche se la categoria è inferiore, sicuramente. E questo alza il livello tecnico della... Infatti la terza categoria non è la terza categoria di qualche anno addietro, è una terza categoria che certe volte, per quello che si segue e si vede, è superiore anche alla seconda in certe partite. E me ne accorgo, la qualità, la tecnica, la bontà anche dei giocatori, perché quando si sente parlare di un Fabrizio Grillo che era corteggiatissimo da mezza Sicilia, sì, infatti. Ecco, poi dice, sto lavorando, lavoro, voglio portare il pane a casa, mi voglio divertire. E lui senza è così, questo, il concetto è questo. Senza alcun problema, io ho scelto le categorie e mi diverto. Ed è bello quando è così. Ripeto, poi è un trascinatore, perché il ragazzo giovane che l'ha seguito durante la sua carriera, sapete che gioca con Fabrizio Grillo è uno stimolo in più. È uno stimolo in più a fare bene. Quindi è un traino per noi. Torniamo al calcio a 5. Prossimamente ci sarà qualche cosa che bolle in pentola in seno alla rappresentativa, oppure vi siete fermati? No, per quanto riguarda la rappresentativa in questo momento sono ferme, perché insomma, diciamo che l'attività è sempre nei primi mesi dell'anno, però io penso di organizzare qualcosa in memoria di Toto Contino. Quindi bolle in pentola appunto un torneo per sì, praticamente io sto aspettando che finisce il mio campionato e diciamo che speriamo che, insomma, che finisca come vogliamo noi, quindi in ogni modo, infatti, o lo vinciamo o quantomeno facciamo i playoff. In questo momento, ritornando al discorso dei playoff, diciamo, non abbiamo 10 punti con la quinta, quindi se non dovessimo arrivare primi, avendo 10 punti di distacco con la quinta, abbiamo la finale in casa, e quindi diciamo la finale con chi? La finale con la vincente poi della terza e della quarta. Girone? No, nel nostro girone. Quindi diciamo per noi è molto facile vincere i playoff, tra virgolette facile dove vincere la partita, perché i playoff si svolgono solo all'interno del nostro girone. E chi dovrebbe essere? Allora sì, io in questo momento prima in classifica c'è Alcamo, sì, che ha 51 punti, poi ci siamo noi a 2 punti, 49 se non mi ricordo un punto. Una vittoria sono 3 punti. Sì, la vittoria, quindi noi abbiamo nello scontro diretto la possibilità di scavalcare. Se lo possiamo scavalcare, oppure quantomeno possiamo fare playoff. Però noi siamo impegnati anche, siamo ai quarti di finale della Coppa Sicilia, quindi siamo rimasti in 8 squadre.
infatti domani ci sarà il sorteggio e lì pure chi vince la Coppa potrebbe. Diciamo, ha diritto di andare C1. Quindi avete due possibilità, abbiamo, o direttamente o tramite la Coppa. Tramite la Coppa oppure tramite i playoff. Quindi 3 possibilità. Certo, poi noi abbiamo rispetto a tutte le altre squadre un privilegio assoluto perché giochiamo davanti a 500 persone, 400 persone al palazzetto, quindi per la nostra categoria è un lusso, certo, e quindi è uno stimolo per tutti e per fare bene. Poi i vostri tifosi? I nostri tifosi sono tanti, direi, cioè ogni domenica riusciamo. C'è entusiasmo, è ritornato l'entusiasmo. Sì, l'entusiasmo a Raffadali con la Angelo Cuffaro è ritornato alla grande, perché tengo a precisare sempre che siccome sono molti ragazzi locali, quindi il pubblico viene attirato dai nostri ragazzi stessi. Domenica per esempio, quando c'è stato lo scontro con l'Empedoclina, la tribuna era piena, non si vedeva una tribuna così piena dai tempi del Raffadali in eccellenza. Dico, anche perché il pubblico di Porto Empedocle è venuto in massa, il pubblico di Raffadali era presente e c'era una tribuna con almeno 500 persone pure sugli spalti. È stata una partita correttissima, una partita di vertice, perché erano la seconda contro la quarta del campionato, quindi una bella partita vinta da noi per 2-1 con doppietta di Peppe Arrigo, ragazzi locali che giocano sempre con noi. Diciamo è stata una bella partita vinta meritatamente, giocata abbastanza bene e corretta pure dal punto di vista sportivo. A parte l'Angelo Cuffaro, la vostra attività giovanile è cosa bolle in pentola? Continua la vostra stagione? Ma la nostra stagione del settore giovanile scolastico continua sempre assieme alla federazione. Tutti i tornei organizzati dalla federazione, a tutti i tornei organizzati dalla federazione appunto noi partecipiamo a tutti, con i vari concentramenti che svolgiamo sia in casa nostra sia nei vari campi della provincia agrigentina. Anche l'anno scorso noi abbiamo partecipato a tutti, come dicevo poco fa, a tutti i tornei e a tutti i raggruppamenti organizzati dalla federazione e addirittura poi alla fine, se si ricorda bene Stefano perché è stato organizzato da lui, addirittura abbiamo fatto il beach soccer, mi pare che si dica Stefano, cioè calcio a 5, i ragazzi dei pulcini e degli esordienti sono andati a fare questa manifestazione finale. Peccato per il tempo perché faceva molto freddo l'anno scorso in estate e addirittura i ragazzi sentivano un pochettino freddo, però è stata un'iniziativa bellissima a conclusione della stagione, alla conclusione della stagione effettiva calcistica. Quindi noi siamo con la Federazione Italiana Gioco Calcio allineati e sempre partecipanti a tutte le manifestazioni e questo dico va bene perché i ragazzi crescono e come voglio precisare pure questo perché nei tornei organizzati dalla federazione c'è un modo di vedere le cose diverso rispetto a quelle associazioni che organizzano i campionati, perché qua si partecipa proprio per partecipare, per far divertire i bambini. Infatti c'è a fine di ogni manifestazione i genitori portano dei dolci, delle pizzette, si fa un terzo tempo tra tutte le società partecipanti ai vari concentramenti, che siano a Favara, che siano a Raffadali, che siano ad Agrigento, e questo è bellissimo, vedere tutti i genitori e tutti i bambini che per un dolcino stanno assieme, si finisce di giocare e stanno assieme e partecipano a questa fase conviviale del calcio. Dovrebbe essere sempre così, cosa che purtroppo in molte occasioni non succede in altri settori. Stefano, noi ci abbiamo verso la conclusione, dobbiamo cercare di capire, ecco, di qua al prossimo mese cosa bolle in pentola, quali sono le manifestazioni che quanto prima si faranno. Intanto volevo precisare che il terzo tempo che stiamo portando avanti lo proponiamo non solo al settore giovanile ma lo proponiamo anche in terza categoria, sì. E qua l'amico Gaetano è uno di quelle tende vicine a questa iniziativa dove le varie società, molte società a cui diamo questo input
lo fanno realmente a fine gara, e l'invito sempre a farci pervenire le foto in modo da mettere la nostra pagina Facebook. Ora è il il terzo tempo, no, ma il terzo tempo viene fatto sempre a fine di ogni gara, con le dolcine, con le cose particolari, con le cose normali della nostra. E il concetto è stare assieme a fine gara, al di là del risultato, ma arbitro compreso, sicuramente. Invece, parlando delle manifestazioni future? Ma parlando delle manifestazioni future, noi cerchiamo di completare queste nostre attività iniziate con la categoria Under 17, con le fasi finali dell'Under 15, per poi andare in alcune iniziative che abbiamo già proposto l'anno scorso, come questa del Big Soccer, in maniera tale da dare possibilità ai bambini di fare esperienza, perché noi l'anno scorso abbiamo veramente coinvolto tanti bambini, Carmelo, e vedere bambini giocare a calcio presso diciamo, la spiaggia di Portembergo è stato uno spettacolo ed è un'esperienza nuova, diversa. Vedere tanti bambini di Canicattì, di Cammarata, di Agrigento, è stato veramente un'iniziativa veramente bella, nuova, e infatti cerchiamo di ripetere, sempre sperando che la Capitaneria di Porto ci dia l'autorizzazione, troveremo lo spazio dove poterci fare questa nuova edizione. Poi peraltro la simpatica manifestazione finale, il premio Fair Play, il premio Fedeltà, e quella è ormai una tradizione che faremo sicuramente nella quinta edizione a conclusione dei campionati, e quindi noi speriamo di dare in questa fase conclusiva di dare la possibilità a tante persone di divertirsi, di centrare gli obiettivi che si sono prefissati, e quest'anno gli obiettivi si sono raddoppiati, perché non solo in terza categoria 2 andranno in seconda, ma anche nell'Under 17 la prima andrà a fare i campionati regionali e la seconda avrà la possibilità di fare i campionati regionali, perché andrà a fare uno spareggio con un'altra delegazione, quindi ci può essere che saranno due le società, sia nell'Under 17 sia nell'Under 15, che potrebbero andare a fare la fase regionale se hanno i requisiti per potersi iscrivere, perché poi occorre dei requisiti. Facciamo gli auguri alla squadra juniores del Gattopardo? Sì, sicuramente, l'avevo già fatto all'inizio, gli auguri alla società FC Gattopardo per aver centrato un obiettivo importante, perché guarda, questo della juniors è un torneo che a me sta stretto, cioè un torneo che io vorrei che fosse non bistrattato così come è in questo momento, ma fosse più attenzionato dalla società, perché poi alla fine sono dei ragazzi che giocano, che dovrebbe essere diciamo, l'anticamera per poterlo utilizzare in prima squadra. Noi abbiamo un classico esempio, per esempio il Canicattì l'anno scorso. Il Canicattì l'anno scorso per 2 anni consecutivamente ha fatto un bellissimo regionale, e quindi oltre provinciale anche regionale, quindi significa che le società che credono in questi campionati hanno la possibilità di mettere in mostra i ragazzi, e quest'anno è toccato alla società FC, dicevo, Gattopardo, a cui faccio i miei complimenti veramente, al loro mister Milazzo per aver centrato ancora una volta questo importante obiettivo, con la speranza che possano ben figurare nella fase regionale. Bene, a questo punto, se non c'è altro da aggiungere, caro Stefano, io passerei direttamente ai saluti. Ringrazio te per la tua consueta presenza, noi ci rivedremo tra 30 giorni. Almeno, se è possibile, voglio dire un'ultima cosa. Dai. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti al Licata Calcio per la promozione in Serie D. E poi, parlando appunto del beach soccer, siccome non la pubblicizziamo noi questa cosa qua, ma noi per il terzo anno, questo anno, per il quarto anno consecutivo, parteciperemo al campionato di Serie A di beach soccer. L'anno scorso eravate in Spagna, non so. No, siamo stati in Spagna, siamo stati in Portogallo. In Portogallo. A fare le fasi, le eliminatorie della Champions League. Quest'anno ci andremo di nuovo dal 28 maggio al 2 giugno, se non sbaglio. Poi c'è sempre la Coppa Italia e il campionato di Serie A, ripeto, di beach soccer. Praticamente, siccome il gruppo, diciamo, è un gruppo, i ragazzi sono di Catania, sì. Però noi, la società è la nostra, l'Atletico Licata, quindi quest'anno parteciperanno al quarto anno di fila al campionato di Serie A, che è qualcosa di... Certo. Spero di pubblicizzarlo. Bisogna pubblicizzarlo, perché questa è una disciplina emergente. È bellissimo, guarda, ci sono partite spettacolari, veramente. Sicuramente.
Bene, ringraziamo anche Gaetano Profumo per la sua presenza. Giacchi Giardina, buon lavoro e in bocca al lupo per il tuo Canicattì Calcio 5. Vive il lupo, come si diceva. Vabbè, dai. Ringraziamo anche il nostro Claudio Gazziano, Analfino, il nostro Addonino, ti faccio tantissimi auguri per il futuro. Speriamo che arrivi come Chiesa, quello della Juventus. Io te lo auguro. Sei attaccante tu, no? Sì, sì. Ecco, e allora vediamo un po' se vi potete incontrare. Bene, a questo punto io chiudo questa trasmissione, Spazio FIGC, vi do appuntamento al prossimo mese di maggio. Grazie per la cortese attenzione e a rivederci.